Ora gli esperti avvertono potrebbe morire fino a 240.000 persone. Trump, tenete duro nelle prossime 2 settimane. Il corrispondente Claudio Pagliara. Nel sud della California, un villaggio per anziani è diventato un nuovo focolaio. Ben 50 residenti si sono ammalati di coronavirus. La struttura ora non accetta più nuove domande. Le autorità intente a stabilire quante persone l'abbiano frequentata di recente. È una notizia inquietante, il segno che l'epidemia negli Stati Uniti si sta diffondendo, anche in angoli finora risparmiati e tra le persone più a rischio. L'epicentro è New York. I container refrigerati piazzati nel retro di uno dei principali ospedali di Manhattan preannunciano che il peggio deve ancora arrivare. Negli Stati Uniti, superati i 4.000 morti, il presidente Trump usa toni gravi. Prepariamoci a 2 settimane molto dolorose. Gli esperti della task force della Casa Bianca prevedono fino a 240.000 vittime, rafforzate le misure di contenimento. Da un palazzo di vetro spettrale, tutti i dipendenti dell'ONU lavorano da casa, fa sentire la sua voce il segretario generale Guterres. La pandemia è la prova più difficile che il mondo affronta, dice, dalla seconda guerra mondiale.